Emergenza incendi in Sardegna, interventi aerei e terrestri. Siete mai stati testimoni della forza indomita della natura, o del coraggio inarrestabile di chi la difende? La Sardegna, gioiello del Mediterraneo, si è trovata improvvisamente a fronteggiare una minaccia che ogni anno torna a bussare alle sue porte: l'emergenza incendi. Una giornata intensa, dove il respiro della terra è stato messo a dura prova, con ben 18 roghi rurali divampati in diverse aree della regione. Ma dietro questa sfida c'è una storia di prontezza e coordinamento esemplare. 4 di questi incendi, i più critici, hanno richiesto un dispiegamento imponente di forze. Con l'intervento cruciale dei mezzi aerei della flotta regionale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, CFVA, a supporto delle instancabili squadre a terra. Immaginate la scena, un dispiegamento di risorse per proteggere il nostro territorio. A Torpè, località M, Pedrialvu, le fiamme sono state domate grazie all'intervento dell'elicottero dalla base CFVA di Villasalto, che ha coordinato le operazioni aeree, concludendo l'intervento alle ore 14:37. Pochi istanti dopo, a Silanos, in località su Furrighesu, un secondo rogo ha richiesto l'intervento di un elicottero dalla base di Pula, con lo spegnimento completato intorno alle ore 14:57. La sfida si è fatta più ardua a Ittiri, località Fenugeda, dove non solo l'elicottero dalla base di Villasalto ha svolto un ruolo chiave nel coordinamento aereo, ma a terra si sono mobilitate le stazioni forestali di Ittiri, pattuglie da Sassari e Alghero, squadre di Forestas dai cantieri di Sassari, Lutraineddu, Alghero, Prigionette e Sorso, e i valorosi barracelli di Sorso. Le operazioni qui si sono protratte fino alle ore 16:53. Infine, un vasto incendio ha devastato la località Erchiles, nel comune di Olzai. Qui, il coordinamento della stazione forestale di Gavoi, supportato da pattuglie da Sorgono, Bolotana e Neoneli, ha visto l'elicottero della base di Pula compiere ben 23 lanci d'acqua. Un dato che testimonia la gravità e l'intensità della battaglia. Solo alle ore 18:17 le operazioni aeree hanno potuto dirsi concluse. È grazie all'intervento tempestivo e all'eccezionale coordinamento di tutte queste forze, aeree e terrestri, che è stato possibile riportare sotto controllo ogni singolo focolaio. Questo ha evitato conseguenze ben più gravi per il prezioso ambiente sardo e per le comunità che vivono e respirano con esso. Ma cosa possiamo fare, ognuno di noi, per proteggere queste terre e prevenire che la bellezza della Sardegna sia ancora messa a rischio dal fuoco?